Buongiorno, buon sabato. Siamo sabato 25 febbraio, anno 2023. Questo perché è un evento, il Lions Club San Daniele del Friuli è ospite di uno dei comuni più importanti del circondario. È un comune che fornisce, come tanti altri comuni del circondario, l'appartenenza al nostro club. Io sono presidente per l'anno 2022-2023 e ho il piacere di introdurre questa tavola rotonda da noi voluta per attivare una specie di ripensamento su quel tema assai importante sia per l'individualismo e l'individualità della persona e quindi sulla crescita individuale, così importante come per la società e quindi per il contributo che questo problema fornisce alla società. Va affrontato in maniera molto diversificata ed è per questo che i nostri relatori rappresentano una paletta di personaggi che indubbiamente interpreteranno questo argomento in maniera del tutto autonoma. L'argomento è l'educazione civica, che io ricordo da bambino alle elementari si faceva. L'educazione civica era un'ora, forse anche era un passatempo, perché era anche proposta in maniera curiosa. I bambini erano lontani da quelle che era la politica, le cariche sociali, però voi sapete benissimo che il bambino gioca volentieri, quando gioca mette le regole. Le regole per i bambini sono ferree, sono molto più ferree che non oserei dire per molti adulti e molte istituzioni. C'è la certezza della penalità se uno non fa quello che il regolamento dice tu non giochi più. Sono molto categorici. Bene, non voglio arrivare a questo perché ha il sapore un po' di assolutismo, però è interessante sentire come l'educazione civica, che parte dal rispetto a se stessi e va sul rispetto degli altri e in evoluzione eccetera, ha da offrire a tutti noi. E che cosa si può fare in un mondo che corre molto, forse troppo velocemente per la consapevolezza di ciascuno di noi, può contribuire a, non dico a rallentare, perché rallentare quello che già succede è un po' fuori al di là delle nostre possibilità, però in qualche modo rendere tracciabile questa relazione molto importante, sociale, socievole anche, eccetera, che noi dobbiamo rivedere dalle fondamenta, credo, partendo dall'elemento costitutivo della famiglia, della società, che è la famiglia stessa, per arrivare a tutto ciò che un'educazione civica può rappresentare. Non mi dilungo oltre, darò la parola nell'ordine come riportato nel programmino, nel manifestino che avete in mano. Ho il piacere appunto di presentare qui il dottor Gelindo Castellari, psicologo e psicoanalista, la dottoressa Nerina Fabbro, sì, il dottor Roberto Peressutti, il monsignor Sergio De Cecco, il dottor Matteo Mattioni e il dottor ingegner Egidio Babuin, che si è diciamo così, riservato un po' la parte non conclusiva, finale, per un po' disturbare quello che è l'esposizione, proprio per rendere un pochino più critica, forse con qualche domanda particolare, quello che è l'atteggiamento di tutti noi verso quelle che sono le interpretazioni un pochino più accademiche del problema stesso. Bene, come nostro uso e consumo, i Lions partono inizialmente dagli inni. Abbiamo 3 inni: l'inno americano in onore del presidente internazionale,
tutte le cariche sono sempre annuali, quindi anche il presidente internazionale l'anno prossimo sarà un personaggio diverso. Il secondo inno è quello europeo e il terzo naturalmente è quello più importante che ci riguarda, l'inno italiano. Alla fine degli inni verrà letta anche gli scopi dell'etica laionistica. Ecco, buon ascolto e buona giornata. Grazie. Scopi del laionismo. Organizzare,
fondare e sovraintendere i club di service noti come Lions Club, coordinare le attività e standardizzare l'amministrazione dei Lions Clubs, creare e promuovere uno spirito di comprensione fra i popoli del mondo, promuovere i principi del buon governo e della buona cittadinanza, prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale, morale della comunità, unire i club con legami di amicizia, fratellanza e comprensione reciproca, fornire un luogo di dibattito per discussioni aperte su tutte le questioni di interesse pubblico, purché politica e religione non siano argomenti di discussione fra i soci, incoraggiare le persone predisposte a servire la comunità senza alcun vantaggio personale finanziario, incoraggiarne l'efficienza e promuovere alti valori di etica nel commercio, nell'industria, nelle professioni, nelle attività pubbliche ed in quelle private. Codice dell'etica lionistica. Dimostrare con l'eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro la serietà della vocazione al servire. Perseguire il successo, domandare le giuste retribuzioni e conseguire i giusti profitti, ma senza pregiudicare la dignità e l'onore con atti sleali ed azioni meno che corrette. Ricordare che nello svolgere la propria attività non si deve danneggiare quella degli altri. Essere leali con tutti, sinceri con se stessi. Ogni dubbio circa il proprio diritto o pretesa nei confronti degli altri deve essere affrontato e risolto anche contro il proprio interesse. Considerare l'amicizia come un fine, non come un mezzo, nella convinzione che la vera amicizia non esiste per i vantaggi che può offrire, che la vera amicizia non richiede nulla e che se ne devono accettare i benefici dello spirito che la anima. Sempre ricordare di adempiere ai miei obblighi di cittadino nei confronti del mio paese, del mio Stato e della mia comunità ed agire con lealtà nelle parole, negli atti e nelle azioni. Donare loro spontaneamente lavoro, tempo e denaro. Essere solidali con il prossimo, offrendo comprensione ai sofferenti, aiuto ai deboli e sostegno ai bisognosi. Essere cauti nella critica e generosi nella lode, mirando a costruire e non a distruggere. Bene, a questo punto cedo la parola al dottor Castellarelli per il suo intervento. Ringrazio il professor Cividino, mio amico e compagno di banco, che conosco da tanti anni e che rivedo con piacere. Mi ha chiesto di portare un contributo a questa conferenza e io mi sono chiesto, ma come possiamo fare noi, papà, mamme, nonni, nonne, zie e zii, a contribuire all'educazione civica, che la parola stessa aulica rinvia a una dimensione istituzionale, scolastica, tra le mura della scuola. Ebbene, io cercherò in questi pochi minuti del mio intervento di toccare dei punti nei quali noi, nonni e nonne, zie e zie, papà e mamma, possiamo contribuire all'educazione civica. Che cosa non dobbiamo fare? Non dobbiamo fare nei nostri dialoghi con figli e nipoti di assumere una funzione normativa superegoica sul dover fare, ma siamo chiamati ad incrementare sottilmente tutte quelle azioni che contribuiscono alla base a costruire il futuro cittadino consapevole, evitando i pericoli, diciamo così, che contrastano questa funzione.
Che cosa dobbiamo fare allora? Dobbiamo usare parole buone piuttosto che principi moralistici per incrementare comportamenti buoni. E quindi con i nostri figli, con i nostri nipoti, dobbiamo essere presenti e accettare le sfide che contribuiscono alla costruzione del futuro cittadino. Prima sfida. La prima sfida possiamo chiamarla uscita dal nido familiare, a partire dal tempo adolescente, verso l'autonomia, verso la costruzione dell'autofiducia, dell'autoefficacia, senza le quali non è possibile avere un cittadino consapevole. In particolare durante l'adolescenza, età di transizione, tra la prima età infantile e un dopo, la giovinezza e età adulta, siamo chiamati a portare un contributo nel valorizzare l'autonomia, il coraggio, il rischio e soprattutto la messa in gioco della nostra persona e della persona dei nostri figli e dei nostri nipoti. Tutti gli atteggiamenti che vanno contro l'autonomia, quindi un eccessivo protezionismo, la paura del sociale, la paura di mettersi in gioco, non aiutano assolutamente a costruire un cittadino consapevole. Dobbiamo aiutare i nostri ragazzi con piccole sofferenze produttive a rischiare in prima persona, perché il soggetto è sempre responsabile. Questo è il principio. Non abbiamo giustificazioni quando dobbiamo giocare la nostra persona in prima presenza. Dobbiamo aiutare i nostri bambini e i nostri ragazzi ad abbandonare l'amore edipico infantile, la dipendenza. Nel nostro lavoro incrociamo situazioni particolarmente angosciose, le paure infantili, le paure del buio, il ricorso al lettone, l'evitamento dell'uscita verso l'altro. Ora queste dimensioni vanno contro la costruzione di un cittadino responsabile. Dobbiamo avere il coraggio di aiutare i nostri bambini, i nostri ragazzi alla responsabilità, al rischio individuale. Quando falliamo con i nostri ragazzi questa prova, abbiamo delle conseguenze che si riflettono nei comportamenti sociali. Per esempio, le timidezze esacerbate che rinviano a una dipendenza dall'adulto, a una dipendenza dalla madre come metafora, che impedisce al soggetto di incrociare l'altro sociale. Quindi dobbiamo renderci conto che la dimensione della separazione come metafora, separazione dal nido, separazione dalle sicurezze, separazione dalle gratuità, diciamo così, che ci possono arrivare dalla vita, è fondamentale. Abbiamo visto in questi 2 o 3 anni ormai di pandemia, quanto danno ha fatto nei nostri bambini e nei nostri ragazzi l'isolamento e il confinamento sociale. C'è stata una regressione psichica, psicologica, comportamentale. I nostri ragazzi chiusi in casa, destesi sui divani, hanno perso il rapporto con l'altro sociale, anche se il collegamento con la scuola c'è stato, ma
voi sapete quanta discussione c'è stato sull'elezione a distanza. Ecco, la pandemia è stato l'esperimento principale per testimoniare che senza un legame sociale consapevole il piccolo dell'uomo regredisce. E allora non basta il nido protettivo, non basta l'amore dei genitori, è necessario coniugare l'amore dei genitori con il contratto sociale, col rapporto con l'altro. La seconda sfida. La seconda sfida è una sfida sottile, che riguarda una figura, mi riferivo prima a Ugo, mio compagno di banco, che riguarda proprio il compagno di banco. Noi parliamo dei compagni come se fosse una situazione del tutto semplice, naturale. In realtà la figura, la forma del compagno di classe o di squadra, con tutto ciò che ne consegue per i ruoli e per le aspettative che la figura comporta, è una dimensione simbolica profonda. Nella classe il compagno, i compagni evocano la necessità di un sentimento di solidarietà, di condivisione delle regole, di aiuto reciproco, di colleganza, va bene? E quindi sin dai primi momenti del rapporto con l'altro sociale e istituzionale che è il compagno, possiamo incrementare il legame che il soggetto ha con l'altro sociale. E noi, come nonni, come genitori, dobbiamo essere curiosi dei compagni di classe. Dobbiamo sentire quante cose belle fanno tra di loro, cioè investire la figura del compagno di classe, dei compagni di classe, come un valore. In psicanalisi diciamo erotizzare, che non vuol dire solo l'eros sessuale, ma significa attribuire ad un valore un significato emotivo, affettivo fondamentale. Allora, la collaborazione con l'altro, i lavori di gruppo, i lavori, diciamo così, costruttivi assieme agli altri, rappresentano la prima forma costitutiva del legame sociale. Beh, poi c'è anche un'altra dimensione, che è quella della collusione, della lealtà tra compagni. Ovviamente non si deve fare la spia, va bene? Perché la dimensione della spia è una dimensione di rottura del legame dei compagni. Ecco allora che la prima forma di solidarietà, di cittadinanza solidale, nasce nei legami di classe, di squadra, va bene? E noi abbiamo il compito sommessamente di facilitare questi scambi, le accoglienze reciproche. Dobbiamo quindi facilitare il rapporto con i compagni dopo la scuola, accoglierli in casa, facilitare il loro incontro, valorizzare l'altro, va bene, come un'occasione di crescita. Che cosa succede quando fallisce questa seconda sfida, il legame del compagno di classe? Ovviamente succede che, mancando la solidarietà, arriva la competizione e, brutta parola, la predazione reciproca. E quindi la sopraffazione, il bullismo nei confronti dei più deboli, in qualche modo l'umiliazione dell'altro, l'esclusione, il rifiuto dell'altro ridotto a oggetto. Sentite le mie parole che queste dimensioni sono il nucleo centrale di ogni guerra. La guerra nasce
nell'uomo nel momento in cui vengono a cadere i legami di solidarietà. Ecco allora che noi dobbiamo contrastare con le nostre sommesse connotazioni positive, con le nostre parole buone, la dimensione della solidarietà. Guardate che i danni del bullismo, la dottoressa Nerina Fabbro ne ha trattato per tantissimi anni, diciamo così, sono veramente devastanti. Sono devastanti non solo per la vittima, che ci fa in qualche modo sentire una compassione di solidarietà, ma soprattutto per i bulli, che sono ovviamente il nucleo poi della violenza collettiva, della violenza contro le donne, della violenza contro i deboli, contro gli handicappati, e quando si istituisce in una nazione, e lo vediamo in questo anno, brutto anno per noi, alla nostra età avremmo mai pensato che dopo gli anni 90 ci sarebbe stata in Europa un'altra guerra ai nostri confini. Una guerra con tutte le violenze, con tutte le sopraffazioni, con tutti i danni, soprattutto per quanto riguarda i nostri i bambini soprattutto. C'è una terza sfida, aiutami poi quando vado troppo avanti perché potrei. La terza sfida è che dobbiamo sommessamente incrementare nei nostri ragazzi la fiducia per la loro persona, per la loro corporeità, per la loro immagine. Non c'è cittadinanza responsabile se non c'è presenza responsabile del soggetto nel contesto sociale, nelle occasioni del contesto sociale, nelle feste, nelle ricorrenze, nelle assemblee, nelle associazioni come la vostra, va bene? In tutte quelle occasioni in cui ci sono dei principi sovraordinati che ci regolano. Allora, la costruzione di una adeguata immagine nasce da un rinforzo positivo che noi possiamo fare per i nostri ragazzi per quanto riguarda la loro corporeità. Altrimenti succedono dei guai grossi, le prese in giro via internet per quanto riguarda il grasso, per quanto riguarda l'handicappato, per quanto riguarda il nero, per quanto riguarda il diverso. Ecco, noi dobbiamo avere la pazienza di suggerire comportamenti buoni nei confronti dell'immagine corporea. Noi sappiamo che i disturbi delle immagini corporee, la non accettazione del proprio fisico, la non accettazione del proprio essere, l'accettazione della propria identità sono una complicazione per la vita sociale. Ecco che allora succedono dei problemi che riguardano soprattutto la presenza del soggetto nel collettivo. L'ansia, la fobia sociale, il rifiuto, diciamo così, di rischiare una propria immagine nei confronti dell'altro. E quindi abbiamo tutta una serie di disturbi che nascono dalla non accettazione della propria corporeità, del proprio essere. I disturbi alimentari, che hanno una valenza pandemica durante l'adolescenza, ma soprattutto le dimensioni che riguardano il rifiuto del proprio corpo, l'autolesionismo. Anche questo è un tratto particolarmente sofferente, soprattutto nell'universo adolescenziale femminile. Un'altra sfida. La sfida consiste nel consolidamento della figura del migliore amico. Ho sentito prima la parola amicizia. Ovviamente la costruzione dell'amico e dell'amica è un atto fondativo nello sviluppo della cittadinanza responsabile.
L'amico, spesso dello stesso sesso, è un confidente, ma soprattutto è un traghettatore. Ti porta dal nido familiare al sociale. Alle volte noi genitori, noi nonni siamo preoccupati per le frequentazioni dei nostri ragazzi, perché ovviamente scelgono l'amico come? All'incontrario. Se c'è una famiglia religiosa seguiranno la famiglia atea, se c'è una famiglia che ha una rappresentazione politica si metteranno dall'altra parte. È naturale che ci sia in questo momento dell'adolescenza un distanziamento al fine di assumere la propria responsabilità. E noi nonni e genitori dobbiamo essere così sensibili nel valorizzare questi passaggi, senza fare i grilli parlanti ovviamente, e nel facilitare queste costruzioni di nuclei relazionali che sono fondativi poi per la società. Allora, un'altra sfida che tralascio perché è lunga, che riguarda la passione amorosa. Ovviamente noi sappiamo che soprattutto nel periodo adolescenziale la scelta dell'altro in amore significa costruire i primi nuclei delle future strutture familiari. Qualunque siano le famiglie, non ci interessa. Il problema del genere oggi che sentiamo discutere a livello dei dibattiti, dei programmi televisivi, dobbiamo accoglierli nel valore positivo che il legame amoroso, qualunque esso sia, va bene, è un legame fondativo nella nostra società. Più legami positivi ci sono e più la società è forte. Un'ultima sfida, l'uso intelligente delle tecnologie. Purtroppo noi assistiamo ad un uso malsano delle tecnologie. La fuga nel porno, lo stesso Bergoglio ci ha raccontato, guardate che il porno è un demonio che entra anche nelle stanze dei preti e delle suore, ci ha detto lui, va bene, quindi siamo tutti umani. Io non ho una percezione ovviamente di rifiuto delle ricerche da parte dei nostri ragazzi e adolescenti, della curiosità, del sentimento, perché è fondante in ogni ragazzo. Quello che chiediamo e che suggeriamo è che l'uso non sia un uso che distrugge, diciamo così, tutta la relazione con gli altri e che presenti il rapporto con gli altri come una dimensione di sopraffazione, di potere, di un sesso nei confronti dell'altro, dell'uso della violenza nel rapporto con l'altro, va bene? E quindi in una svalorizzazione dell'altro che impedisce veramente un rapporto diretto. Non tratto poi dell'horror che circola nei nostri ragazzi. L'altro giorno la polizia di Roma, la polizia postale ha intercettato una chat di ragazzi dai 10 ai 13 anni che aveva come nucleo centrale l'horror, ma non un horror normale, quello che vediamo anche noi, che ci dà un piccolo brivido, ma le violenze nei confronti dei bambini, gli smembramenti dei corpi, in qualche modo il sadismo puro veicolato tramite il mezzo di comunicazione. Allora noi non siamo permenisti, non siamo moralisti, non abbiamo nessuna posizione, però quando questo diventa espressione di una riduzione dell'altro a membra, quando il sadismo diventa pervasivo, non esiste più cittadinanza responsabile. Esiste solo il godimento dell'horror fine a se stesso. Allora,
come possiamo fare noi? Ma soprattutto connotare gli aspetti positivi, incrementare con parole buone il piacere dei comportamenti positivi, che sono sempre vantaggiosi, rinunciare ai sermoni che non servono assolutamente a niente e soprattutto essere così sensibili per quanto riguarda gli sforzi positivi dei nostri ragazzi che vanno verso il sociale. Sommessamente noi dobbiamo solo sottolineare la positività degli atti buoni. Grazie Gelino, con una panoramica molto, molto ampia, devo dire. Adesso cediamo la parola alla dottoressa Fabro e vediamo di... Allora, intanto buongiorno a tutti. E per la mia memoria e per la vostra attenzione ho scelto di accompagnare il mio intervento con alcune slide. Vediamo se riesco a mettere la presentazione. Prima di cominciare è doveroso da parte mia un ringraziamento al Club di San Daniele per avermi invitata, in particolare a Ugo per aver voluto la mia presenza a parlare di un tema così importante. Ma io devo ringraziare Ugo perché con Franca ovviamente hanno un ruolo importante in un'attività che non è di educazione civica diretta, spiegherò poi questa mia espressione, ma di educazione civica indiretta attraverso la musica e i giovani, concorso musicale per i Lions, quindi grazie di questo. Io poi voglio portare un saluto particolare al dottor Castellarin, con cui ho condiviso 20-25 anni di lavoro come psicologi nel servizio di neuropsichiatria infantile di Udine, quindi un grosso pezzo di vita passati insieme come psicologi. Oggi sono qui come psicologa, però in una veste particolare, di psicologa che ha messo a disposizione dell'associazione Lions le sue competenze, la sua esperienza, la sua sensibilità e a favore di chi? A favore delle comunità nelle quali noi viviamo. E voglio partire da un fatto di attualità. Appena stato il Festival di Sanremo, abbiamo assistito ad una situazione in cui un giovane cantante, per un disguido tecnico, ha avuto un momento di perdita della regolazione del suo comportamento. Non sappiamo bene cosa sia successo, ma così ci hanno raccontato, c'è stata una devastazione degli addobbi floreali del palco. Domanda: come mai succede una cosa di questo tipo? Perché di fronte a una piccola frustrazione, a un piccolo ostacolo, un ragazzo perde la regolazione del suo stato emotivo? È mancato qualcosa nell'ambito dei modelli familiari? È mancato qualcosa nell'ambito della nostra comunità? E allora le domande, ho sentito che anche il dottor Castellarin è partito da una domanda prima, e allora le domande che ci facciamo è: ma noi come comunità, come possiamo sostenere la famiglia? La famiglia è all'interno della comunità. Come possiamo sostenere la famiglia nel suo ruolo educativo? Ma noi, e adesso vado sul mio ruolo di Lions, come possiamo sostenere la comunità? Con quali iniziative? E parto dalla nuova legge sulla educazione civica. Il MIUR ha fatto nel 2019 una nuova legge sull'educazione civica nel mondo della scuola. Qui potete leggere la definizione, ma mi interessano i 3 principi valoriali ai quali questa legge si ispira: solidarietà, uguaglianza, rispetto delle diversità. Questa è la matrice in base alla quale dovremmo lavorare. E mi interessa anche riprendere i contenuti. Sono 3 macro categorie in base alla quale fare educazione civica.
imparare quello che riguarda la Costituzione italiana, ma non solo, diritto nazionale, diritto internazionale, legalità, solidarietà. Seconda macro categoria, sviluppo sostenibile. Durante la lezione, durante il lavoro di educazione civica, dobbiamo parlare di quelli che sono i 17 obiettivi dell'Agenda 2030 che ha posto l'ONU. Quindi l'educazione alla salute, l'educazione all'ambiente, la conoscenza e la tutela del patrimonio. Terza macro categoria, cosa ci dice il Ministro? Dobbiamo trattare educazione civica come anche cittadinanza digitale. Il tema lo citava prima il dottor Castellarin, tutta la tematica che riguarda l'uso consapevole del web, dei social. Quali sono le novità che questa legge ci porta e ha portato nelle nostre scuole e nelle nostre comunità? Beh, ci sono delle novità importanti. Prima di tutto c'è un tema un collegamento educazione civica, educazione ambientale, educazione alla cittadinanza, al digitale, e questa è una novità di oggi. Secondo, trasversalità. Non si fa più la lezione di educazione civica, ma tutti i docenti, tutti i soggetti trattano un pezzettino che riguarda loro, che compete sul tema dell'educazione civica. Terzo, si comincia dalla scuola dell'infanzia, ovviamente con metodiche che sono adatte a bambini di 3 anni, 4 anni, 5 anni e a salire. Quarto, per noi Lions, punto fondamentale, importante aiutare i nostri ragazzi a fare esperienze extrascolastiche di volontariato. L'educazione civica si sviluppa insegnando a fare i volontari. Come mai riprendo questa normativa? Perché noi Lions, che siamo sempre al passo con il mondo attuale, abbiamo istituito questo service nazionale, di cui questa tavola rotonda oggi è espressione, nel congresso di Ferrara che abbiamo fatto a maggio dello scorso anno, dove c'erano una serie di punti in votazione e abbiamo scelto proprio, che è la nostra locandina di oggi, il service educazione alla cultura dei diritti e dei doveri. Quindi in Italia, dal punto di vista dell'educazione civica, non solo il mondo della scuola, non solo le comunità, ma anche noi Lions ci dedichiamo a trattare nei vari club, nei vari territori, questa tematica. Come? Beh, ci sono talmente tante esperienze pratiche per trattare nelle scuole, nelle realtà varie, ma a me piace portare questa, perché è un'esperienza che io ho conosciuto 15 anni fa, che è il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Sicuramente qualcuno di voi già lo conosce, perché è arrivato in Europa nel 1978 e da lì in poi si è diffuso nelle varie realtà. Per esempio, non so se qui a Maiano c'è, San Vito di Fagagna ce l'ha, Udine ce l'ha. Io l'ho conosciuto 15 anni fa a Fiumicello, a Aquileia. In cosa consiste? Consiste nell'organizzare un consiglio comunale fatto dai ragazzi. Ci sono le votazioni, ci sono le candidature, ci sono le elezioni, c'è il sindaco, gli assessori, ci sono i consiglieri. Che cosa devono fare? Devono davvero essere coinvolti nella comunità per portare suggerimenti, per portare proposte, per portare note critiche al sindaco effettivo. In questo modo entriamo davvero nell'educazione civica, entriamo davvero in quello che è una cittadinanza attiva, partecipata e sociale. Per chi è interessato all'argomento mi piace portare il libro della collega Antonella Tripani, di cui ho curato la prefazione, che è Work in Progress. Quindi se qualcuno di voi vuole promuovere, diversi club Lions lo fanno in giro per l'Italia, un consiglio comunale dei ragazzi, qui è spiegato come si fa. Se per fare educazione civica, come dicevamo prima, facciamo degli eventi diretti, la tavola rotonda di oggi ne è una piena espressione, noi Lions facciamo anche tante attività indirette di educazione civica, come abbiamo detto prima, e cioè sulla base delle indicazioni che ci dà appunto la nuova normativa del MIUR. Qui ho citato le 5 cause umanitarie globali che noi, l'associazione Lions, cura in tutto il mondo. Quali sono le 5 cause in cui ci spendiamo pienamente e convintamente? La vista, il diabete,
il cancro infantile, l'ambiente e la lotta alla fame e alla povertà. I primi tre, vista, diabete, cancro infantile, rientrano pienamente nell'ottica, nel solco del diritto alla salute, del combattere le differenze anche sul piano della salute. Lotta alla fame e alla povertà, anche questo richiama direttamente un lavoro di solidarietà e di uguaglianza, che sono i principi della nuova legge sull'educazione civica. L'ambiente poi è un punto centrale che addirittura era il secondo punto nelle 3 macro categorie, è l'attenzione importante all'ambiente. Ma sempre nell'associazione non abbiamo solo le 5 cause umanitarie globali, abbiamo anche dei dipartimenti service dedicati alla scuola, ai giovani, alla comunità. E adesso mi piace elencare alcuni service specifici che sono secondo me davvero importanti per raggiungere l'obiettivo di un'educazione civica per i ragazzi. Per esempio, per la finalità della convivenza pacifica e della fratellanza nei popoli, il poster per la pace, tornato davvero di grande attualità da quando purtroppo c'è questa guerra. Gli scambi giovanili, quindi la possibilità di andare in un altro popolo per un certo periodo a conoscere altri ragazzi, il concorso musicale che citavamo prima. Su tutto il tema della cittadinanza digitale, del rischio del digitale, della conoscenza e dell'uso dei social, interconnettiamoci con la mente, scusate, non ho messo i loghi, interconnettiamoci con la testa, che è un service davvero interessante fatto per i ragazzi e per le scuole, che insegna loro i rischi e i modi per navigare nel web. Altro importante service, il concorso Young Ambassador. Oggi ci manca qua una nostra amica, c'è la sorella, ma la sorella altra è a scuola, che è una ragazza volontaria che fa il volontariato e che potrebbe, lo dico alla zia, concorrere al concorso Young Ambassador, la cui finalità è sostenere, identificare e dare una nota di merito a ragazzi che fanno davvero volontariato senza nessun'altra finalità se non il volontariato. Il progetto Kairos è molto conosciuto perché insegna non che le persone con disabilità si devono adattare a noi, ma come la comunità delle persone, tra virgolette, normali, devono trovare i modi per integrare la diversità. Altri 3 service molto importanti che vanno nella direzione dell'educazione civica: promozione degli stili di vita, prevenzione, educazione alla salute, progetto Martina, Viva Sofia, Lions Quest. 3 service veramente nell'ottica della educazione e del diritto alla salute. Altro importante tema, la sicurezza stradale, e quindi tutti i service che riguardano questa area di protezione e nel contesto della protezione civile. I service sulla conoscenza di te, di sé e dell'orientamento scolastico. Infine, ma l'ho messo solo infine, invece è quello più importante, tutti i service che riguardano l'ambiente, l'attenzione all'ambiente, il rispetto dell'ambiente, l'ambiente che noi consegneremo ai nostri giovani. Qui c'è il service l'acqua per la vita. Ma c'è un altro punto importante che dobbiamo ricordare, e sono proprio i ragazzi volontari che fanno parte dell'associazione dei Leo. E qui oggi abbiamo una rappresentante giovanissima dei Leo, e i Leo hanno ragazzi di età compresa tra i 12 e i 30 anni, ragazzi, grazie della tua testimonianza, ragazzi che, grazie ad esempi familiari, diciamo così, non vedono l'ora di di fare esperienze di volontariato, di mettere a disposizione i buoni comportamenti, le buone prassi, tutto quello che il dottor Castellarini diceva prima, metterlo a disposizione non solo della ricchezza personale, perché è un'esperienza di crescita, ma anche a disposizione della comunità
perché se abbiamo una ragazzina Leo in una scuola, voi capite che c'è una diffusione di sani comportamenti, di best practice, perché lei ovviamente ne è orgogliosa. Oggi vedete che è venuta anche con la sua spillina, è spillata addirittura, e quindi lei non vede l'ora di diffondere questa sua novità nel mondo della scuola, e abbiamo bisogno anche di fare nuovi soci Leo, vero? Ok. Quindi questa è l'esperienza. Voglio concludere con, mi pare che qualcuno l'ha citato forse oggi, adesso non ricordo, ma con le parole del nostro, il nostro presidente nazionale, Brian Sheehan, il quale dice: "Together we can", insieme possiamo. Lui dice: solo se ci mettiamo insieme, solo se ognuno di noi mette un pezzettino, mette un pochino della sua forza, riusciamo a fare che cosa? Davvero a costruire un mondo equo, solidale, inclusivo, nell'ottica dell'educazione civica. Grazie per l'attenzione. Prima di continuare io vorrei dare un attimino uno spazio al nostro sindaco che ci saluta, ci deve anche lasciare poi, e quindi ecco, pregherei di venire, e grazie di essere venuto tra noi, veramente, grazie dell'ospitalità, questa sala molto accogliente. Allora, buongiorno a tutti, io mi scuso come avevo anticipato al professor Cividino, purtroppo ho un impegno lavorativo e quindi vi devo lasciare proprio a brevissimo. Ci tenevo comunque a ringraziarvi. Prima c'era anche il vice sindaco Raffaella Paladin, però gli impegni istituzionali, anche se sabato o lavorativi, insomma, ci prendono un po', però insomma siamo stati molto orgogliosi del fatto che insomma il Lions di San Daniele abbiano scelto di fare questo convegno, questa tavola rotonda a Maiano, e soprattutto che questa tavola rotonda tratti un tema comunque importante e molto sentito. A Maiano abbiamo il Consiglio Comunale dei Ragazzi, ancora da 2012 a memoria, per cui è sicuramente uno dei primi posti dove la cittadinanza attiva, il sentirsi parte comunque di una comunità poi può nascere, essere diciamo trasmesso, ma anche far sentire questi bambini, ragazzini parte della comunità. Noi abbiamo anche una consulta dei giovani che quindi prende sostanzialmente dai 14 fino a poi ai 25 anni, quindi per continuare un po' questo tentativo di trasmissione di valori che poi faranno di questi ragazzi, adolescenti, degli adulti insomma più consapevoli e più attenti. Io sono anche contenta insomma che i Lions siano qui, anche perché io li conoscevo da prima, però mio marito è membro di, non di San Daniele, ma di Tarcento Tricesimo. Diciamo che metà sindaco è Lions. E quindi insomma sono 2 volte contenta, anche perché insomma conosco, come si dice anche per interposta persona, comunque le attività sociali che i Lions fanno, che non sono appunto solo, se solo si può dire, insomma, le tavole rotonde, insomma, ma ci sono tutta una serie di attività sociali, quindi per la comunità, per l'ambiente, che insomma è giusto, importante che qualcuno faccia, anche perché nella vita di tutti, no? A volte il tempo è poco, però è giusto dedicare un momento alla comunità e agli altri, certo. Quindi a maggior ragione insomma noi siamo contenti che oggi ci sia insomma stato questo momento di approfondimento e sia stato fatto qui. Beh, speriamo di continuare questa collaborazione. Senz'altro, grazie a tutti. Come vedete l'argomento si amplia, abbiamo cominciato a toccare prima genericamente ciò che strutturalmente l'educazione civica rappresenta, e abbiamo avuto una svolta un pochino più particolare che riguardava che cosa i Lions stanno facendo proprio per questa tematica, ma abbiamo sentito anche che non esiste campo della vita sociale, della vita in comune, della vita personale che non tocchi in qualche modo l'educazione civica.
Ecco, continuiamo in questo modo, dando spazio al dottor Peressotti, che ovviamente ci offrirà il suo punto di vista relativo anche alla sua professione. Buongiorno a tutti. Allora, io ho tentato un volo pindarico e dopo voi mi direte se questo volo pindarico ha un suo significato o meno. Però per riuscire ad agganciare l'argomento del concetto di solidarietà, del concetto di dono al concetto di etica, forse non ci voleva tanto. Ma il 14 settembre del 1321 Dante moriva esule a Ravenna e allora sono andato a rivedermi un certo numero di canti danteschi e sono andato a fare delle osservazioni, poi veramente vi porterò dove è mio intendimento e parto dal 26esimo dell'inferno. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Ecco, la conoscenza come elemento fondamentale per poter decidere, per poter scegliere liberamente. Una delle cose che facciamo nelle scuole e in tutti gli ambienti in cui ci troviamo a parlare è quello di fornire una conoscenza basata su elementi scientifici che siano assolutamente certi. Dopodiché i ragazzi, le persone sono libere di decidere che cosa vogliono fare, ma per me la conoscenza è l'elemento fondamentale. Per esempio, probabilmente non tutti voi sanno che se nei 2 anni precedenti siamo riusciti a dare una risposta, per quanto molto faticosa, alla pandemia del Covid, è perché già nel 1952 nel nord Italia, nel nord Europa, c'era stata una epidemia di poliomielite e c'erano tantissimi ragazzi, tantissimi giovani bambini che venivano a morire per insufficienza respiratoria. A quel tempo non c'erano le tecniche di ventilazione che abbiamo adesso. C'erano dei sistemi molto molto più semplici. Un collega anestesista rianimatore di Copenaghen, Björk Ibsen, si inventò questa tecnica di ventilazione manuale che portò a una riduzione della mortalità dall'87 al 24%, cioè riuscì a far sopravvivere un numero elevatissimo di bambini affetti da insufficienza respiratoria. Questo fece sì che nel 1953 si aprì la prima terapia intensiva al mondo degna di questo nome a Copenaghen. Allora bisogna appunto conoscere le cose. Secondo elemento, la giustizia, purgatorio, canto 10. La giustizia come spinta umana a comportarsi rettamente, giustizia come obiettivo ultimo cui deve tendere l'evoluzione umana. Quarto, scusate, mi sono perso il secondo riferimento, sì, perché non si vede assolutamente niente. Vabbè, però questo anche se non si vede nella traslazione da un sistema all'altro non posso non dirvelo, perché chiaramente Dante nell'inferno ci mette una categoria, gli ignavi, coloro che non decidono. E quindi anche in questo senso c'è una spinta molto forte dal punto di vista sociale, che lui ha vissuto sulla sua pelle con l'esilio che l'ha portato a peregrinare per il nord Italia quando era stato bandito da Firenze. Per cui l'importanza di scegliere, che nel Medioevo era una cosa veramente importante. Poi questo ve l'ho appena detto. Arriviamo al Purgatorio, canto 11, sempre relativo alla giustizia, giustizia come strumento atto ad agevolare l'ascesa verso il paradiso, come attributo del mondo ideale da edificare. E qui, bellissimo anche questo che è saltato, diciamo che va avanti sul concetto di solidarietà e vediamo se ci arriviamo con il paradiso, il 26esimo canto del paradiso. Non si legge praticamente niente, vi chiedo scusa, sul mio ovviamente si leggeva piuttosto bene.
e Dante introduce il concetto di carità, e c'è un elemento fondamentale, la guida che gli porta, Don Sergio mi corregga lei, San Giovanni, il quale gli dà la possibilità di vedere quello che lui prima non riusciva a vedere Beatrice. Ma per far questo cosa fa San Giovanni? Lo interroga sul suo concetto di solidarietà, di fatto sul suo concetto di etica sociale. E per questo, e questa è l'ultima di queste che si vede appunto malissimo, l'elemento fondamentale che si compie ovviamente nel Paradiso è la visione di Dante come realmente uomo sociale, uomo solidale. Chiedo scusa se l'iconografia non è la stessa del mio PC, ma vi lascerò la presentazione. Prego? Questo è perfetto. Ecco, so. Le altre evidentemente nel collage, nella traslazione da un PC all'altro hanno avuto qualche défaillance. Per cui per Dante sostanzialmente donare sarebbe una scelta naturale. Questo è uno slogan del Centro Nazionale Trapianti del 2021. Ci sono voluti più di 700 anni, perché appunto dalla morte di Dante per arrivare a questo concetto. Ma perché ci sia una prospettiva, e la prospettiva non è solo la sopravvivenza di quelle 7 persone che sono 1 più X. Cos'è quell'X, quel simbolo? È il fattore solidale, è il fattore dell'uomo sociale. Se non c'è il concetto di uomo sociale, quelle 7 persone non hanno un'opportunità di trapianto, e come loro tanti altri degli oltre 8.000 pazienti che ogni anno in Italia aspettano un organo, quando, se va abbastanza bene come l'anno scorso, si è riusciti a fare 3.800 trapianti di organi solidi. Ma questo è appunto lo sbilanciamento tra i donatori e i pazienti in lista d'attesa. Io adesso lo sto focalizzando sul discorso della donazione degli organi, ma attenzione, nel concetto di Dante di solidarietà possiamo partire tranquillamente dalla nascita, dalla donazione del sangue cordonale, dalla donazione della placenta, poi arriviamo alla donazione del sangue, alla donazione del plasma, alla donazione delle cellule staminali, ovvero alla donazione di midollo. Non so se la maggior parte di voi sa che oltre il 75% attualmente dei trapianti di midollo si fanno con sangue prelevato dal sangue periferico, non più con la tecnica di prelievo dalla cresta iliaca. Questo ovviamente richiede una preparazione del donatore, ma è sicuramente meno invasivo e meno impattante per il donatore, e questo contribuisce banalmente solo in regione Friuli Venezia Giulia a dare una possibilità di sopravvivenza a oltre 102 trapianti a Udine, più i trapianti che vengono fatti pediatrici, che sono circa una decina, al Burlo, a Trieste, una quindicina di trapianti da adulto al Maggiore, sempre a Trieste, e una ventina di trapianti da adulto autologhi al CRO di Aviano. Ma c'è la possibilità anche di donare i tessuti, per esempio quando uno va a farsi la protesi d'anca da vivente, sono tessuti che altrimenti verrebbero eliminati fisicamente, tra l'altro ovviamente sono rifiuti speciali per cui abbisognano di contenitori fatti apposta, di uno smaltimento che ha dei costi elevati. Invece se quella parte viene conferita a una struttura che la processa, ne garantisce la sicurezza e la qualità, poi questo può essere utilizzato, e mi riaggancio a una cosa che diceva la dottoressa Nerina Fabbro un attimo fa, in quei tantissimi incidenti stradali, ma anche per esempio negli interventi a livello di maxillofacciale. E poi lui ha dedicato tanto della sua vita a scrivere e cercare di portare questo messaggio in giro, abbiamo visto non soltanto certamente per l'Italia ma per il mondo, e quindi
nel concetto di uomo sociale di Dante c'è anche il tempo, c'è l'aiuto, c'è la parola. E ci deve essere però il primo elemento del canto dell'inferno, quando Dante chiede la conoscenza, perché senza la conoscenza o con una conoscenza diciamo non corretta, perché purtroppo sappiamo benissimo che il web è pieno di tantissime informazioni e ovviamente bisognerebbe andare a cercare le informazioni su canali che poi ne certifichino la qualità del dato e non sul singolo caso che sicuramente può esistere ma che non rappresenta un dato reale, perché possono esserci diversi fattori. Allora, quando i miei colleghi o anch'io quando vado in terapia intensiva parliamo di un danno cerebrale irreversibile, è perché la lesione che lo ha provocato un incremento talmente elevato della pressione all'interno della scatola cranica che di fatto è come se noi ci trovassimo di fronte a un arresto cardiaco, perché la pressione intracranica aumenta oltre la pressione con cui il cuore pompa sangue al cervello. E siccome noi insegniamo le tecniche di rianimazione ai ragazzi, gli diciamo che se non intervengono entro 3 minuti da quando una persona non è cosciente, non parla, non dà segni di vita, non respira, immediatamente si innescano dei danni cerebrali che dopo 10 minuti sono difficili da recuperare. Pensate cosa succede quando questo arresto funzionale, perché di fatto il cuore continua a pompare, ma qui è tutto chiuso, sopra non arriva niente, non arriva sangue, non arriva ossigeno, le cellule cerebrali muoiono. E quindi quando noi facciamo una diagnosi di questo tipo, abbiamo tutti gli elementi per distinguere tra che cosa? Tra uno stato normale in cui il soggetto, vedete questi colori gialli, rossi, viola, corrispondono a dei metabolismi che sono individuati iniettando un marcatore, una modestissima dose di Tecnezio 99 in vena che va a visualizzare e mettere in evidenza i metabolismi dell'encefalo. Questo è l'encefalo di un soggetto in stato vegetativo persistente. Quindi è un cervello ancora vivo, è un cervello che non ha le stesse funzioni del cervello a sinistra. Questo qui è un empty brain, è un cervello vuoto ed è quello che noi vediamo nei soggetti in cui viene fatto l'accertamento e che poi possono arrivare alla donazione degli organi. Quindi l'obiettivo nostro qual è? Riprendendo lo spunto da quello che voleva Dante, cercare di portare i cittadini a una scelta consapevole, ma la scelta è importante. Non per niente lui mette gli ignavi nell'inferno e li destina in modo veramente molto severo. Perché se volete, questo è National Health Service, il servizio sanitario britannico, molto molto tranchant, ma secondo me Dante l'avrebbe fatto. Quando uno di noi muore e gli organi non gli servono più, dove volete che vadano i suoi organi? Nel bidone dell'immondizia o in questa bambina in attesa di un trapianto? E vi dirò di più, può essere anche questo. Che cos'è questo? Questa è una mamma che è stata trapiantata di cuore, il primo trapianto fatto dal professor Livi a Padova ancora molti anni fa, e che grazie al trapianto ha avuto la possibilità di avere questa bambina. Questa bambina l'anno scorso è stata l'ultimo trapianto del professor Livi fatto a Udine perché ha fatto della stessa cardiomiopatia della madre, ma ha avuto la possibilità di donare la vita. Per questo, questa è l'ultima, non si vede benissimo, ma ci sono dei numeri e questo numerino in fondo vi dice che in regione Friuli Venezia Giulia 308.000 abitanti, pari al 25% della popolazione, hanno dichiarato la propria volontà nel momento del rinnovo, la stragrande maggioranza è nel momento del rinnovo della carta d'identità, dichiarando un sì o un no. Ma il sì e il no, come chiedeva Dante, deve essere informato, perché se non c'è informazione, quel no, che spesso è elevato nelle fasce di età più avanzate,
dà dei messaggi fuorvianti e toglie delle opportunità di sopravvivenza a chi è in lista d'attesa. Non più tardi dei giorni scorsi abbiamo avuto un donatore ultra ottantenne che ha non soltanto donato, ma in cui l'organo ha avuto una ripresa funzionale immediata. Per cui anche questa idea che la possibilità di donare sia funzione di un dato cronologico è sbagliata. La nostra biologia è diversa dal nostro dato biologico. Per cui con questo io non so se ho risposto a quella che era la domanda del Presidente, ma vi ringrazio dell'attenzione. Allora, proseguiamo in questa carrellata che si fa sempre più ricca e interessante. La parola a Don Sergio, che adesso ci darà un ulteriore... E sono curioso, veramente, non tanto perché Don Sergio è una vecchia conoscenza familiare, eccetera, e mi piace averlo qui per noi. Il fatto di avere una rappresentanza dichiaratamente di parte, in un certo senso, no? Per certi atteggiamenti, per certe cose. E sentire da lui qual è questa reazione che ha incentivato la sua partecipazione. Buon ascolto. Quando mi ha chiamato Ugo per propormi di dare un piccolo contributo, devo dire che ero anch'io curioso di sapere cosa avrei detto. No, anche perché, voglio dire, non è un mio contributo specifico, allora mi sono messo un pochettino a ragionare e ho preso uno spunto da una frase che ha i suoi anni, siamo nel 1974, poi è stata ripresa anche dentro un'enciclica, che Paolo VI, durante un'udienza al Consiglio per l'Apostolato dei Laici, ha proposto e che è rimasta, diciamo così, come orientamento. E mi richiamo questa frase che mi sembra comunque attuale perché sottolinea l'importanza della dimensione esperienziale nell'approccio ai valori e quindi anche ai diritti e ai doveri che caratterizzano il nostro vivere. Qual è questa frase? L'uomo contemporaneo, diceva Paolo VI, ascolta più volentieri i testimoni che i maestri. O se ascolta i maestri è perché sono dei testimoni. Ecco, qui in questa frase non viene sminuita l'importanza della riflessione teorica, dell'approfondimento del sapere, della conoscenza, che il dottor Peressutti ci ha ben richiamati, no? Siamo chiamati a seguire virtù e conoscenza, ma l'attenzione si concentra sulla trasmissione di questo sapere, che è un altro snodo particolare e importante. Perché? Perché spesso oggi si trova che la grande difficoltà è questa, nel trovare cioè canali ostili e modi di fare per trasmettere appunto valori e sapere, per superare cioè quello iato, quella frattura che spesso noi che abbiamo i capelli bianchi un pochettino ci sembra di intuire tra i vissuti e le sensibilità delle diverse generazioni. Alcune cose che richiamava il dottor Castellarin, magari per la nostra generazione erano abbastanza scontate, no? Ma trasmetterle in questo salto generazionale, riscontrarsi con nuove sensibilità, nuove realtà a livello comunicativo, eccetera, non è così evidente. Anzi, molte volte, è curioso il fatto, l'altro giorno parlavo con mia nipote che è trentenne, e mi diceva, e i giovani di adesso? Dico, ma come? Sì, non sono come eravamo noi. Quindi voglio dire, questi salti poi sempre più, anche se si parla a un giovane che è appena iniziato l'università, parla dei ragazzi delle superiori come se fosse un altro mondo, non è, in realtà sono lì vicini. Allora, questa sottolineatura, no, sul discorso dei testimoni, che sono veicoli di quel sapere che è così importante, ci porta a riflettere su quello che
è in qualche maniera il modo di condividere, di trasmettere l'esperienza che siamo chiamati a costruire. Se lasciamo spazio ai ricordi scolastici, l'hai fatto all'inizio, in realtà pensare all'educazione civica, almeno secondo i miei ricordi scolastici che risalgono più alle superiori, perché prima non se ne parlava più di tanto, l'educazione civica evocava, diciamo, ricordi, lasciatemelo dire, piuttosto noiosi. Nel senso che, sì, allora la Costituzione, eccetera, è una specie di appendice, in fin dei conti, che si trovava quasi costretti a fare ogni tanto alle lezioni di storia, che spesso sono più interessanti, onestamente, no? Ma in realtà, ecco, in questa dimensione di astrattezza percepita, perché ogni tanto c'era questa idea, no? Sì, c'è la però è una cosa astratta, almeno lo percepivamo così. Ecco, questo riguarda diverse realtà, non solo la realtà dell'educazione civica o del sapere, dell'insegnamento. Se faccio riferimento, diciamo, alla mia esperienza, no? Penso, i miei adesso sono di parte, quindi posso parlare liberamente, alla realtà della fede cristiana, quante volte è di fatto percepita da molti, spesso dai giovani, come un insieme di precetti da osservare, ma ben lontani da quella gioia che è l'essenza poi della proposta cristiana, perché se si chiama Vangelo ci sarà un motivo, è una buona notizia. Se poi prendiamo e ricordiamo le parole di Gesù, sono venuto, così cito anch'io Giovanni, ecco, sono venuto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena, voi chiedete a un ragazzo, a un giovane, a un bambino, eccetera, che percezione ha della fede cristiana? Sono percezioni di gioia, devo fare così, devo andare, qui c'è uno scarto che in qualche maniera ci deve interpellare, ci deve coinvolgere da questo punto di vista, no? Quante volte questa dimensione, dicevo, della gioia, che è l'essenza, non emerge o non è percepita nel volto delle nostre comunità, delle nostre relazioni. Quindi non basta un riferimento alle regole o anche ai valori, bisogna che in qualche maniera queste vengano interiorizzate. È quello che c'era un riferimento anche prima, no? Diventare autonomi significa interiorizzare, significa fare proprie alcune cose. Allora è la stessa attenzione, visto che mi muovo anch'io nel mio campo, quello medico, che in realtà noi ritroviamo nelle parabole evangeliche. Adesso non voglio allargarmi troppo, ma le parabole evangeliche hanno uno scopo molto preciso nel dialogo così del Vangelo, e sono quello di coinvolgere l'ascoltatore, di costringerlo a prendere posizione, a fare una scelta. In realtà questa è la dinamica, anche nello studio della scrittura emerge questa dimensione di questo genere letterario particolare delle parabole, e in qualche modo ti costringe appunto a prendere posizione. L'esempio classico, giusto per farmi capire, è la parabola del buon samaritano, no? Dove il fariseo conosce alla perfezione il precetto, amare Dio con tutto il cuore, amare il prossimo con questo, però in realtà ne è distaccato, tanto che chiede a Gesù: ma chi è il mio prossimo? Cioè, la regola la conosce perfettamente, ma il vissuto, Gesù, è interessante, non risponde con una spiegazione, ma con una narrazione, un racconto. Non dice cosa dovresti fare, comincia a raccontare una cosa che apparentemente non c'entra niente. Un uomo andando giù da Gerusalemme a Gerico incontra i briganti, quali gli danno giù, lo lascia mezzo morto. Passa prima uno, poi l'altro, eccetera, finché arriva il samaritano che lo prende, lo carica, eccetera, no? E questa narrazione in qualche maniera costringe l'interlocutore a compromettersi, perché poi Gesù dice: ma mi hai chiesto del prossimo, secondo te chi è stato il prossimo di quello lì? Insomma, l'altro non può tirarsi indietro, evidentemente è quello che. Ecco, riscoprire la forza del dovere da compiere, del valore da vivere, deve passare attraverso una interiorizzazione di questo valore, non basta conoscerlo. Allora, sentire che esso in qualche maniera mi riguarda, è quello che
intendo dire un po' quando parlo e sottolineo la necessità di una spiritualità del dovere, l'ho chiamata così un po' nel sottotitolo. Nel senso che solo interiorizzando questo il valore diventa praticabile e non percepito appunto come una semplice imposizione esterna. Vorrei sottolineare qui 2 piccoli aspetti a questo riguardo, no? La spiritualità, quando parliamo di spiritualità noi abbiamo un'idea piuttosto, non so, vaga di tutto questo, ma la spiritualità parte dalla vita, non è una cosa fuori dalla vita. Qualche volta rischiamo di separare queste dimensioni nella persona. C'è una dimensione materiale, c'è una dimensione spirituale, cioè riguarda un po' così chi ha tempo da perdere. In realtà queste cose rappresentano la realtà stessa della nostra persona. Faccio un piccolo esempio, giusto per dire. Una volta mi trovavo a fare un incontro con un gruppo di famiglie e mi avevano chiesto di fare una riflessione sulla spiritualità dentro la famiglia. E c'era una mamma che aveva un bambino piccolo che lo teneva in braccio. E a un certo punto interviene dicendo ci vorrebbero più momenti spirituali nella vita delle nostre famiglie. Cosa buona, non capitevi male. Però intendeva dei momenti in cui uno si ferma, in cui prega, in cui riflette, in cui... Allora mi sono fermato e gli ho detto, ma scusa, secondo te, quando tu allatti tuo figlio, è un momento materiale o un momento spirituale? Mi ha guardato, mi ha detto, ma che domande fai? E dico, cosa c'è di più materiale, ripetitivo, e cosa c'è di più spirituale di quel gesto vissuto con amore. Quindi ogni cosa che noi facciamo ha una dimensione, può essere vissuta in modo spirituale o in modo non spirituale, anche la cosa più banale. Preparare la tavola quando ti viene qualcuno a cena può essere fatto in modo spirituale o in modo non spirituale, ed è sempre preparare la tavola. Così per ogni cosa che noi facciamo. Quindi, di fronte ai valori, che si chiamino diritti, doveri, eccetera, noi dobbiamo trovare una strada in modo che questo cominci a far parte del vissuto della persona e venga percepito nel suo senso profondo. Dicevo, quando tu prepari la tavola perché aspetti un ospite importante, tirerai fuori forse il piatto più bello, non è il piatto che conta. Tu trasmetti qualche cosa, ecco la dimensione spirituale, questo vale per ogni cosa che noi facciamo. La spiritualità in più però ha anche un'altra dimensione che mi sembra importante, ed è quella della stabilità, che entra dentro i nostri percorsi. Perché oggi come oggi, qualche volta, anche attraverso l'invadenza un po' dei social, stiamo diventando un po' schiavi degli eventi. Per cui se è un evento partecipo, se no non serve. Faccio un esempio, anche qui, scusate le banalità, no? Quando ero giù a Udine ho cominciato, visto che parliamo anche di musica, a organizzare i concerti in piazza San Giacomo alle 6 di mattina. Io conosco gente che non è mai andato in concerto in vita sua, che però lì ci doveva essere e che non si sarebbe mai svegliata il sabato mattina alle 6 per nessuna ragione al mondo, ma lì era importante esserci, l'evento. Ecco, la spiritualità fa sì che bisogna passare dall'evento al percorso. La spiritualità chiama stabilità, cioè un modo di portare avanti l'esperienza che coinvolga nella sua essenza ciò che noi siamo. Allora, ecco, vorrei a questo riguardo portare solo un piccolo contributo, che è più, diciamo, pratico esperienziale, quasi direi un racconto, in modo evangelico, che indica però la traiettoria da compiere. L'esperienza a cui mi riferisco è l'esperienza dei nostri ragazzi a San Daniele, per esempio dell'oratorio estivo. Noi viviamo a San Daniele questa esperienza, coinvolge circa 100 bambini, ma almeno 40 ragazzi delle superiori. Ora, che sono a servizio ovviamente dei più piccoli, preparare, fare, eccetera, e vivere poi l'esperienza. Con lo stupore di molti dei loro genitori, perché questo è un dato di fatto, questi ragazzi sono attivi già molto presto il mattino, alle 7 sono già lì. E i genitori dicono, ma com'è possibile? Non è possibile. Eppure succede, per trovarsi a organizzare le attività, e sembra che questo non costasse loro fatica, anzi, generasse soddisfazione e piacere. Cosa voglio dire con questo? Vuol dire che non solo il rispetto delle regole
che guidano l'esperienza veniva percepito come normale, quindi non come un'imposizione, ma che in qualche maniera che il primo passo allora per interiorizzare il dovere è fare esperienza del suo senso. Senza questa parte pratica diventa difficile esserne coinvolti. Ecco, forse quello che manca non sono quello che manca spesso sono itinerari che aiutino a fare esperienza concreta dei valori che sono fondanti del vivere civile. I giovani, per mia esperienza, non sono meno generosi o attenti, diciamo, di quando eravamo noi giovani. Forse, ecco, e qui mi incrocio con quello che diceva il dottor Castellarin, specialmente a causa anche della situazione, della pandemia, eccetera, forse rischiano ogni tanto di essere un po' più passivi, nel senso che hanno la necessità di una miccia, però quando la miccia è accesa, poi loro ci vanno. Quindi spesso c'è un po' forse questa dimensione. Oggi noi davamo quasi per scontato che una volta che ho dato la conoscenza, poi l'applicazione venisse di conseguenza. Oggi le app le hanno già pronte, non le costruiscono loro. Noi dovremo trovare un modo per far sì che siano loro a costruire le loro applicazioni, cioè a rendere concreto quel valore. Spesso hanno bisogno di qualcuno che li accompagni, che li sostenga, che dia un po' la miccia, che li attiri, che spesso lo fanno fra di loro, ma c'è sempre un po' una miccia da accendere. Questo, diciamo, in un certo senso richiede appunto la presenza di persone, appunto i testimoni da cui sono partito, che li aiutino a mettersi in gioco personalmente e a sentirsi parte anche di una realtà significativa, perché nel vivere queste esperienze loro si sentivano parte di qualche cosa, che è una realtà molto importante per loro. Abbiamo ascoltato le tante proposte in riferimento all'educazione civica, anche nelle scuole, nelle vari service, no, che avete proposto, e ero andato anch'io a dare un'occhiata, no? E ho visto che c'è questa attenzione alla dimensione pratica, sia essa attraverso il gioco, a seconda dei livelli, come anche della testimonianza. Questo sembra un punto di partenza molto importante. Cioè saltare questo passaggio rischia di rendere sterile anche gli sforzi più belli, diciamo, e di sforzi sterili, noi che facciamo catechismo ne sappiamo, abbiamo una bella esperienza a questo riguardo. Ritorno però ancora per un attimo solo alla parola spiritualità. Troppe volte noi appunto la associamo, quando non a una dimensione così un po' lontana dalla vita, cosa che assolutamente non è, ma rischiamo di associarla a una dimensione, direi quasi di interiorità o intimità, che richiama quasi l'essere separati o isolati. Niente di più falso. La realtà della spiritualità ha una sua precisa dimensione comunitaria, altrimenti non è spiritualità. C'era una persona, un Nefer, che diceva sempre in un piccolo testo sulla vita comune, che diceva: se uno non è capace di stare con gli altri, non stia neanche da solo, e se non è capace di stare da solo, non riuscirà a stare neanche con gli altri. Le due cose si richiamano, le due cose sono parte di un'unica medaglia in un certo senso, no? La persona umana si coglie sempre dentro l'orizzonte delle relazioni. Il costruire la propria identità personale, la propria interiorità, potrei dire la propria spiritualità, avviene sempre nel confronto, nelle relazioni con gli altri, che quindi vanno valorizzate. Tra queste vorrei soffermarmi solo l'ultimo minuto, mi avvio a concludere, su un tipo di relazione particolare, e mi riferisco all'esperienza precedente, che è la relazione del farsi carico di, che a me pare fondamentale. Cioè le migliori energie e fantasie di questi ragazzi, di questi giovani, emergevano quando veniva affidato loro il compito di prendersi carico di una situazione o di una persona concreta. Allora si sentivano interpellati personalmente. Allora l'educazione civica è di fatto l'altro volto del prendersi carico, non dove l'orizzonte non è quello magari della singola persona, anche se è presente, ma quello, diciamo, della società in cui viviamo, di cui siamo invitati a prendersi carico. Non è un caso che si parli di ambiente, di salute,
affinché i diritti non siano di alcuni privilegiati, ma di tutti. Quindi farsi carico, in particolare noi a chi affidavamo, il ragazzo un po' più vivace, la ragazzina down che bisognava avere, tu li affidavi loro, tiravano fuori il meglio di sé. Quindi il farsi carico ha una dimensione della spiritualità importante, per cui i percorsi che saremo chiamati a costruire, siamo continuamente chiamati a costruire, devono avere, direi, un po' questi appunto riferimenti. Interiorità e convincimento personale, una bella colonna, comunità e prendersi carico, un'altra bella colonna. Quindi percorsi che devono ovviamente coinvolgere tutti, anche gli adulti, chiamati a essere non solo maestri, ma testimoni. E quindi finisco. Di servizio. Fatto l'esempio, testimonianza. Beh, no, non mi hai deluso. Nel senso, Hai corso un rischio. io direi no, quasi quasi nel contesto si potrebbe, ma c'è già, perché nella spiritualità c'è la ricerca del bello. Io ho richiamato sicuramente aspetti che ho sentito anche prima, Certo, che no, rientrano pienamente. stiamo girando sugli stessi schemi, solo che ovviamente anche le parole si modellano in riferimento alle sensibilità a cui la società si rivolge anche, no? La cosa non mi meraviglierebbe il fatto di parlare di arte, per esempio. Che cos'è l'arte? La ricerca del bello. Certamente che una cosiddetta crosta, no? Il bello lo ha, diciamo, minimizzato, lo ha tecnicizzato, lo ha reso, diciamo, sotto altre misurazioni. Così. Cercare attraverso anche l'educazione. Cos'è l'educazione? Anche lì tirare fuori il meglio da qualcuno. Si tratta sempre di trovare il bandolo, no, del meglio. A me piace dire negli allievi, io cerco di incentivare il piacere della ricerca del bello. Quindi non è solo il bello, che può essere una costrizione, una ricetta della società. No, il modo di trovare il bello è altrettanto importante, perché è quello che mi dà continuità a una ricerca autonoma. Ok, continuiamo con Matteo. Grazie. Allora, il mio tema dovrebbe essere quello del rispetto della legge, cioè del rispetto di regole che appartengono a una particolare categoria di regole. Non sono le regole religiose, non sono le regole morali, le regole sociali, le regole di condotta, sono delle regole peculiari. Ora, in generale, tutte le regole hanno un loro ambito di applicazione, più o meno ampio, no? Le regole religiose si applicano nell'ambito dei consociati che aderiscono a un determinato credo. Le regole sociali possono essere anche estremamente diverse a seconda della società in cui andiamo a ricercarle. Le regole giuridiche hanno anch'esse un loro ambito di applicazione. Hanno un ambito di applicazione tendenzialmente generale, nel senso che vincolano tutti i consociati di un determinato ordinamento giuridico, tipicamente lo Stato. E perché? Perché altra caratteristica peculiare delle regole giuridiche sono poste dall'autorità statuale, non dall'autorità religiosa, non da un'autorità morale, ma dallo Stato. Terza peculiarità delle regole giuridiche sta nel fatto che queste regole sono presidiate da una sanzione, come tante altre regole, ma di una sanzione di cui l'autorità statuale garantisce l'applicazione in vario modo. Quindi è lo Stato che presidia l'applicazione, il rispetto delle leggi.
Poi questa sanzione statuale, lo sappiamo, può atteggiarsi in vario modo, no? E qui viene alla mente la distinzione tra il diritto penale e il diritto privato, per esempio. Il diritto penale è quel diritto che sta nel codice penale in cui ci sono dei precetti che, se violati, comportano una limitazione della libertà personale del cittadino. Il diritto privato funziona in un modo un po' diverso, perché il diritto privato regola i rapporti tra i privati, quindi tra soggetti che tendenzialmente stanno su un piano di parità e sono entro certi limiti liberi di regolare i propri interessi. E allora le regole del diritto privato, se disapplicate, comportano o che l'ordinamento giuridico non riconosca un determinato accordo che i privati hanno trovato contro una regola dello Stato, oppure le regole del diritto privato, se violate, danno modo a un soggetto di rivolgersi a un giudice per ottenere un risarcimento, il risarcimento del danno. Ecco, questo per inquadrare le regole giuridiche nel generale insieme delle regole, però avviciniamoci adesso al tema del mio intervento, il rispetto delle regole giuridiche. Perché rispettare le regole giuridiche? Allora, la prima risposta, la più banale, diciamo così, potrebbe essere la seguente: occorre rispettare le regole giuridiche per non incorrere nella sanzione. Classico esempio, diritto penale, no? Qual è la principale funzione del diritto penale? La principale funzione del diritto penale è la deterrenza. Con la sanzione, il più severa possibile, a seconda della gravità della condotta, io prevengo il cittadino dal porre in essere quella condotta. E quindi il rispetto della regola si fonda sostanzialmente sulla paura della sanzione, sulla precisa volontà di non incorrere nella sanzione, che comporta quindi il fatto di tenersi lontano da parte del cittadino da quella condotta vietata. Ma questa risposta è forse troppo facile, no? È una risposta falsa. Perché? Perché è formalistica, perché è illusoria. Dire che il rispetto delle regole si fonda sulla paura della sanzione, intanto presuppone che tutti i cittadini, che tutti i consociati temano la sanzione, il che non è vero, anche perché l'autorità statuale è spesso inefficiente nell'applicare la sanzione. L'autorità statuale è talvolta addirittura incapace o quasi incapace di applicare la sanzione. Pensate a quanto è difficile la lotta all'evasione fiscale. E poi questa risposta falsa, formalistica, è tale anche perché corrisponde a un'idea alquanto antiquata, direi, o meglio, alquanto primitiva del diritto. Non corrisponde alla realtà di un ordinamento giuridico evoluto. La paura della sanzione è soltanto il primo passaggio con cui l'autorità, cioè qualsiasi autorità, anche l'autorità del genitore sul figlio, garantisce il rispetto della regola. Classico meccanismo, per insegnare la regola al bambino gli si dice o fai così o vai in punizione. È soltanto il primo passaggio. Un sistema di regole che si basa soltanto su questo meccanismo, precetto, sanzione in caso di violazione, è un sistema destinato, non so, a fallire, forse no, ma a non evolvere. Il passaggio da un sistema di regole elementare a un sistema evoluto di regole si ha quando l'effettività della regola passa dal fondarsi sulla sanzione al fondarsi sulla interiorizzazione della regola da parte dei consociati. Qui il discorso rischia di farsi
troppo teorico e quindi mi sforzo di renderlo meno astratto. Allora, ho detto prima che tra le diverse categorie di regole ci possono essere delle sovrapposizioni. Tra la categoria delle regole morali, tra la categoria delle regole religiose, delle regole sociali, delle regole giuridiche, ci possono essere dei punti di intersezione. No? Pensiamo alle 3 fondamentali regole del cives romano, no? Oneste vivere, alterum non ledere, cuique sui tribuere. Sono regole morali, sono regole anche religiose, anche sociali, ma la seconda e la terza, cioè neminem ledere e dare a ciascuno il suo, sono anche a tutt'oggi regole giuridiche. La regola alterum non ledere è fondamento di tutta la parte del diritto penale che riguarda i delitti contro la persona, no? E non solo. È tutt'oggi riportata così in modo icastico nell'articolo 2043 del Codice Civile: chiunque cagiona ad altri un danno ingiusto è obbligato a risarcirlo, no? La regola fondamentale della responsabilità civile. Ma anche la terza regola del cives romano, cuique sui tribuere, è alla base del diritto pubblico, ad esempio del diritto tributario, è alla base di tutta una parte del diritto privato, pensiamo al diritto dei contratti, no? Dove questa regola trova specificazione nel principio pacta sunt servanda, regola morale ma anche giuridica, un contratto a forza di legge tra le parti, dice l'articolo, se non sbaglio, 1373 del Codice Civile. Ecco, allora pensare a questa sovrapposizione tra categorie di regole, morali e giuridiche, religiose e giuridiche, ci riporta al tema del fondamento del rispetto delle regole giuridiche. Perché rispettare le regole giuridiche? Perché rispettare la legge? Ecco una seconda possibile risposta: perché sono, almeno talvolta, regole giuste, condivisibili anche da un punto di vista morale, etico, religioso, cioè perché le regole giuridiche corrispondono a dei principi, a dei valori che la società e il singolo cittadino hanno già interiorizzato sul piano etico, sul piano morale, sul piano religioso, sul piano pregiuridico, come direbbe un filosofo del diritto, no? Ma ci piace questa risposta? Secondo me anche questa seconda risposta non è pienamente soddisfacente. Anche questa è un po' illusoria. Perché? Anzitutto perché le regole, i principi, i valori etici, morali, a cui spesso, talvolta, le regole giuridiche corrispondono, non sono valori generalmente condivisi. Ci sono anzi delle regole giuridiche che sono estremamente divisive da un punto di vista morale, da un punto di vista religioso. Pensate alla famosa legge Cirinnano, la legge sulle unioni civili. È una legge che contiene delle regole che confliggono con i principi morali di una larga parte dei consociati all'interno del nostro ordinamento giuridico, mentre sono invece perfettamente in linea con i principi morali di un'altra larga parte dei consociati. C'era un famoso, un importante filosofo tedesco che diceva la giustizia e il diritto non sono la stessa cosa, no? Nel foro interno di ciascuno di noi, prima che in un ordinamento morale, religioso, ma anche nel foro interno di ciascuno di noi, la giustizia è come se fosse una statua. E il diritto che cos'è? Il diritto è l'ombra che questa statua proietta in un certo momento storico a seconda della posizione del sole. Noi possiamo avere chiara la nostra idea di giustizia, ma il diritto che nel momento storico in cui viviamo l'autorità statuale pone e presidia non necessariamente
coincide, combacia con questa nostra idea di giustizia. Quindi dire che il rispetto della legge, della regola giuridica, si fonda sulla condivisione etica della regola non è fornire una risposta valida. E poi consideriamo anche un altro elemento. Non tutte le regole giuridiche hanno, diciamo così, una corrispondenza tra le regole etiche, tra i principi morali, tra i valori religiosi. Molte regole giuridiche, anzi forse la maggior parte delle regole giuridiche, sono regole puramente tecniche, hanno sì un fondamento, una ratio, come dicono i giuristi, ma si tratta di un fondamento che non è sempre eticamente connotato. Pensiamo a regole anche fondamentali del nostro ordinamento giuridico, come la regola del consenso traslativo, no? Che cos'è? La regola dell'articolo 1376 del Codice Civile. Per trasferire la proprietà o un altro diritto è sufficiente il consenso delle parti. Cioè, per vendere un bene, mobile o immobile, è sufficiente che le parti siano d'accordo ed eventualmente mettano per iscritto il loro accordo. Non è necessaria la consegna della cosa, la cosa può restare là, lontana sia dal venditore sia dal compratore. La proprietà passa invece per effetto del loro accordo. Questa è una regola neutra, giusto, dal punto di vista etico. Ci sono altri ordinamenti giuridici, evoluti almeno quanto il nostro, anche a noi vicini, che questa regola non la conoscono. Pensiamo al diritto tedesco. Nel diritto tedesco, che invece deriva dal diritto romano, proprio in maniera lineare da questo punto di vista, vale la regola opposta, per cui il consenso dei contraenti, di venditore e compratore, non è sufficiente a trasferire la proprietà, è necessaria anche la consegna della res, quello che i romani chiamavano il modus acquirendi, la datio, no? Finché non c'è consegna della cosa, l'accordo tra le parti sì ha un valore giuridico, ma non è idoneo a trasferire la proprietà. Vedete, quindi queste sono regole puramente tecniche. E può piacerci di più una regola, può piacerci di più l'altra, ma in ogni caso il giudizio su queste regole è un giudizio che può fondarsi su considerazioni di carattere economicistico, tecnico, di efficienza degli scambi economici, ma non su valutazioni di carattere etico. Altro esempio, spesso le regole giuridiche hanno un fondamento diciamo di tipo sanitario, che ha a che vedere con la salute pubblica. Pensiamo alle regole di distanziamento sociale con cui tutti abbiamo avuto a che vedere, no? Nel contesto pandemico. Anche queste sono regole che non hanno un diretto fondamento etico, morale, per quanto qualcuno abbia cercato di andarlo a trovare per convincere le persone a rispettare questo tipo di regole. Ecco. Alcune regole poi sono addirittura moralmente ambigue, mi verrebbe da dire, ma non voglio dilungarmi in esempi. Quindi, ecco, per riassumere, ricercare il fondamento del rispetto delle leggi nella loro condivisione etica da parte dei consociati non è soddisfacente. Talvolta è così, ma questo fatto non spiega in modo generale il rispetto della legge. Però una risposta, secondo me, più valida, possiamo raggiungerla se ragioniamo ancora un po' su quello che ho notato poco fa, cioè che le regole giuridiche hanno un fondamento, una ratio, come dicono i giuristi, una funzione. Tutte le regole lo hanno nell'ambito della comunità che le ha create. Le regole giuridiche hanno uno scopo, le regole giuridiche servono. Uno dei più importanti manuali universitari di diritto privato in uso oggi comincia con lo spiegare agli studenti che si avvicinano, no, allo studio delle regole che cosa è il diritto. Quel manuale esordisce con una frase che mi porta davvero scolpita dentro: il diritto è una necessità.
il diritto è una necessità. Il diritto non è l'insieme delle regole poste dallo Stato. Il diritto non è l'insieme delle regole di cui lo Stato garantisce l'enforcement, l'applicazione e il rispetto. No, il diritto è anzitutto un bisogno. Ogni consorzio umano, per sopravvivere, per tenersi insieme, garantendo a tutti i suoi membri un ragionevole livello di sicurezza e di ordine, ha bisogno di regole. Vi ricordate, no? Thomas Hobbes, il Leviatano, la teoria di Hobbes della nascita dello Stato. La collettività, per uscire da quello Stato primitivo in cui tutti sono liberi, ma in realtà è il bellum omnium contra omnes, la guerra di tutti contro tutti, la comunità ha bisogno di investire l'autorità statuale, di una sovranità normativa e di un potere adeguato a garantire il rispetto delle norme. È il passaggio dall'individualismo alla socialità. È un passaggio che richiede evidentemente una, diciamo, cessione di sovranità da parte dell'individuo, una rinuncia, un passo indietro, no? Una privazione della sua libertà individuale per garantire la sopravvivenza quanto più possibile ordinata della collettività in cui del resto l'individuo ha bisogno di vivere, non può non esistere, no? Senza collettività. Questo è secondo me il fondamento del rispetto delle regole giuridiche, cioè la consapevolezza della loro necessità. Che le regole giuridiche ci appaiano giuste, ingiuste, perfette, imperfette, il rispetto delle regole deve apparirci comunque necessario, e con questo non voglio sembrare agnostico, né credere di avere trovato una risposta universale al tema che mi sono dato. La necessità della regola giuridica non è sempre una buona ragione, secondo me, per rispettare singole regole giuridiche. Singole regole o gruppi di regole possono essere contrari al nostro senso di giustizia. La regola che impedisce al commerciante di servire un cliente di una determinata etnia può essere contraria al senso di giustizia del cittadino che è soggetto a quella regola, e in quel caso l'individuo, che non è solo cittadino ma è anche prima ancora uomo col suo senso di giustizia, in quel caso il cittadino deve scegliere, no? Rispettare la norma ingiusta o seguire il proprio senso di giustizia e violare la norma. Ma questo dilemma, il problema della disobbedienza, diciamo, si pone soltanto in casi particolari, in particolari congiunture storiche. Nella normalità dei casi, invece, la mia risposta mi sembra valida, mi sembra convincente. Il fondamento del rispetto delle regole è la necessità delle regole per vivere all'interno della comunità. E allora è importante, secondo me, riflettere e far riflettere sulla necessità del diritto, insegnare che il diritto è una esigenza della società e che anche solo per questo il rispetto della legge può essere davvero visto come un valore. Cioè il valore della rinuncia a un pezzetto della nostra libertà individuale per contribuire a garantire il funzionamento ordinato, sicuro, anche efficiente, se possibile, della società nel suo complesso. Rispettare le regole giuridiche, in altre parole, è contribuire a un bene comune. Ecco, questo è anche, secondo me, il fondamento dell'educazione civica, che è quindi una materia, chiamiamola così, laica, ma profondamente morale, nella misura in cui serve a fondare la responsabilità sociale dei cittadini, specialmente dei più giovani, ma in realtà dei cittadini di tutte le età. Ecco, riflettiamo sulla necessità, sul nostro bisogno di regole. Grazie.
ogni caso dobbiamo fare i bravi cittadini per non incorrere nelle sanzioni, che sono una necessità. Sì, sì, molto interessante, ma penso che sia anche, no, non è qualche volta cavilloso parlare e pensare a tutte queste cose stratificate in una professione che in fondo, cos'è il notaio, non lo so, ma un avvocato, un'avvocatura, eccetera, a un certo punto gli piovono addosso, le casistiche, le varie, cioè comincia a diventare un elemento veramente pesante. Beh, io ho parlato del rispetto delle regole, poi bisogna anche ragionare su come le regole sono scritte, sì, se sono vabbè, facili sì, applicazione, quello è un altro discorso. Sì, ma ammettendo che questo tutto funzioni, a un certo punto no. Ecco, ed è proprio per questo, caro Egidio, che io quasi, ci siamo accordati, ti ho tenuto un po' alla fine, ascoltiamo adesso. Sì, grazie. Devo dire sì che effettivamente trovarsi alla fine con un intervento desta una certa ansia e anche suscita una certa difficoltà, tenendo conto degli interventi che mi hanno preceduto, molto approfonditi, molto specifici, molto esaurienti su questo tema importante dell'educazione civica, no? Quindi c'è il rischio di ripetere alcuni dei concetti, e questo mi troverò a farlo necessariamente, e di non dare un contributo valido in quanto non essendo del settore, non avendo delle competenze specifiche in questo tema. Quindi pensavo che il mio intervento partisse un po' con un approccio un po' diverso, un approccio dal basso, diciamo, mettendo e vestendo i panni dell'uomo qualunque, badate bene, non l'uomo senza qualità di Musil, ma un uomo che si pone le domande, e l'uomo che in questo caso, essendo l'uomo qualunque, ne ha poche di risposte da darsi e che cerca queste risposte perché sente il bisogno di uscire da un bozzolo in cui si trova rinchiuso oggi insieme a molti uomini qualunque, il bozzolo dell'indifferenza, che è quella che incide molto poi anche sul buon funzionamento della società, uscire da questo bozzolo di differenza e di anonimia. Quindi cerco di rappresentare, ecco, faccio un po' conto anche su quelle che sono le mie esperienze, cerco di presentare le istanze, i bisogni di questo uomo, comunque in questo importante tema. Insomma. Ecco, mi piace che si usi proprio la parola educazione quando si parla di trasmettere e trasferire un insegnamento, una cultura, suscitare dei valori, eccetera, piuttosto che di formazione. Io ho avuto a che fare un po' con questo e con quello, diciamo, vedo la formazione come un intervento esterno, un po' freddo, un po' impositivo, plasmativo dell'individuo, mentre invece quando si parla di educazione, specialmente nella civica, ecco, mi dà più l'idea di una forma di trasmissione di valori che agiscono profondamente nell'interiorità dell'individuo. La parola stessa lo dice, insomma, trarre fuori qualcosa che è nascosto, quindi esiste, ma bisogna scoprirlo. Quindi questa forma di educazione piuttosto che di formazione, insomma. Quindi c'è bisogno anche, direi, nei nostri tempi, di pensare a un'educazione civica che sia un po' innovativa, insomma, che non si limiti solamente a trasferire delle nozioni, dei concetti, delle regole, delle conoscenze, quindi a un apprendimento, ma che incida profondamente nel comportamento. C'è bisogno proprio di cambiare un po' la mentalità, cambiare un po' il comportamento dell'uomo, e questo vuol dire che è necessario che attraverso questa educazione si passi da un momento, diciamo così, didattico a una fase di azione,
o non è facile, penso, nei nostri giorni così fare questo passaggio, perché abbiamo a che fare, ritengo, come tutti ormai si rendono conto, con un individuo, con un soggetto, con una persona che è più rivolta al possesso delle cose, quindi all'acquisizione e al soddisfacimento dei propri bisogni attraverso l'acquisizione di cose, che non al mantenere aperto una finestra attraverso il desiderio, tenere aperta una finestra sul mondo attraverso il desiderio ovviamente insoddisfatto, non solo di cose materiali, ma anche di cose, e soprattutto di cose immateriali. Se non c'è più desiderio, l'uomo credo non muove più in avanti, non muove più alla ricerca di qualcosa, si accontenta, si chiude, si avvita su se stesso e quindi cerca il proprio soddisfacimento personale. Quindi bisogna che questa educazione civica superi un po' questa barriera, insomma. E questo io ho provato anche a ragionare nella mia esperienza professionale, ma continuando poi a esercitare in varie forme di volontariato, eccetera, un certo tipo di attività passa attraverso alcune fasi, diciamo, per rendere efficace questa educazione civica. Secondo me bisogna passare attraverso alcune fasi. Una è sicuramente quella della conoscenza, quella di apprendere, quella di conoscere le regole, di conoscere le istituzioni, di conoscere i meccanismi che regolano le istituzioni, eccetera, eccetera, la Costituzione, eccetera. Quindi conoscere in generale. Però poi da questa conoscenza, che è più un momento passivo di acquisizione di nozioni, di informazioni, il secondo passaggio richiederebbe di entrare in una ricerca. Ecco, bisognerebbe che l'educazione aiutasse l'uomo, l'individuo, a, come si diceva prima negli interventi precedenti, a interiorizzare queste nozioni e a scatenare all'interno del proprio cuore il bisogno di una ricerca, ecco, aprire la finestra a quel desiderio. Quindi una fase che va ovviamente seguita, sviluppata, aiutata, eccetera, eccetera, di ricerca. La terza fase poi, che secondo me, secondo la mia esperienza, è necessaria da attraversare, è quella della realizzazione, è quella del fare, è quella dell'azione. Ecco, questo è un processo, quindi non è solamente un momento di educazione, eccetera, è un processo di consapevolezza, di acquisizione di una consapevolezza da parte dell'individuo, che la ricerca del bene comune, che sta perseguendo attraverso questa educazione, e bene comune intendo non solamente le cose, l'ambiente, le regole, le istituzioni, eccetera, ma anche le persone. Il bene comune di ognuno di noi sono le persone, le relazioni, le buone relazioni delle persone, eccetera. Quindi un processo di consapevolezza che il bene comune che si sta per perseguire è un mezzo per stare bene, è un mezzo per stare meglio, cioè riuscire a convincere e a scatenare questo senso di consapevolezza, che per cui lo sforzo che faccio, star seduto lì ad ascoltare, interiorizzare le cose che mi vengono dette, fare delle azioni, mi fa star bene. Questo qui sarebbe un passaggio secondo me molto, molto importante. Certo, questo necessita di un altro passaggio, cioè bisogna che la persona, l'individuo acquisti una maggiore responsabilità, ecco, si renda più responsabile di questo processo. Anche questo è una cosa molto difficile al giorno d'oggi, nella nostra contemporaneità, quando sappiamo tutti che siamo tutti portati un po' a delegare, tutte le cose che ci stanno intorno, tutta la modernità, eccetera, spinge l'uomo a delegare, a essere rappresentato, che qualcuno apporti la sua voce, eccetera, eccetera. Mentre questo modo diverso di educare al senso civico richiede di acquisire una certa responsabilità, e qui è un altro passaggio che l'educazione deve far ritornare pian piano certe deleghe alla persona stessa, facendogli capire che in questo modo acquisisce anche più libertà
è esattamente il contrario di quello che pensa. Delego a qualcuno che mi garantisca la libertà, invece sono io stesso che posso costruirmi la libertà attraverso una presa di responsabilità e quindi divento anche meno dipendente. Ecco, quindi questa educazione alla fine dovrebbe portare l'individuo a prendersi cura delle cose come se fossero proprie, senza necessariamente possedere queste cose, prendersi cura delle cose che non sono proprie come fossero proprie. E qui mi vengono in mente un paio di esempi presi così dalla mia esperienza appunto professionale e aziendale, no? In cui mi sono trovato proprio ad affrontare problemi di questo tipo, soprattutto nel rapporto con i giovani, che sembrerebbero essere quelli invece più sensibili, più aperti, e invece in questi casi erano più refrattari, più difficili da trattare. Cioè l'uso dei mezzi, no, nella produzione, l'uso dei mezzi della produzione fatti con criteri che, non corretti, che alla fine portavano a danni, guai, eccetera. Faccio un esempio: l'uso del mezzo dei trasporti, della movimentazione, il carrello elevatore, faccio l'esempio del controllo numerico delle macchine, eccetera, per cui gli addetti, pur formati, perché ovviamente prima di arrivare a utilizzare, sappiamo che ci sono le regole per utilizzare questi mezzi, bisogna passare attraverso l'acquisizione di patentini, formazioni, eccetera, ma ecco, pur dotati di queste conoscenze, questi ragazzi, questi giovani ne combinavano di tutti i colori, proprio esprimendo una grande come dire, superficialità. Ecco, pur avendo le conoscenze non si riusciva ad ottenere dei risultati buoni, anzi occorreva ricorrere più delle volte alle sanzioni, alle punizioni, ma questo alla fine non portava, come è stato giustamente espresso prima, non portava comunque a nessun miglioramento. Allora si è pensato che forse il problema andava approcciato un po' mettendosi nei panni di quelle persone alle quali io dicevo: ma se fossero seduti nella propria macchina anziché nel muretto dell'azienda, o se fossero davanti al proprio computer anziché al controllo numerico della macchina, come si comporterebbero? Certamente molto meglio, certamente non vanno a strusciare la macchina appena comprata attorno a un portone, o non danneggiano il computer usandolo in maniera non corretta, certamente i propri beni li usano molto più. E allora, partendo da questo così semplice ragionamento, banale ragionamento, ho cercato di costruire una forma di educazione per portare invece a scatenare questo desiderio di di utilizzare un mezzo di non proprietà, facendolo in modo di farlo rendere come fosse proprio. Non è stato un passaggio molto difficile, non è neanche un passaggio veloce da fare, perché incide su un cambiamento mentale, su un approccio mentale, quindi occorre veramente lavorarci parecchio, senza poi la sicurezza di raggiungere un risultato, ma comunque con grande possibilità di farlo. Insomma. E certo c'è tutta una tecnica da metterci dietro di educazione, insomma, nella quale ci sta anche la motivazione, importantissima, la motivazione, quella che non è solamente una motivazione di carattere economico a cui si ricorreva per aiutare il cambiamento di questi individui, è una motivazione anche di orgoglio personale, per cui se uno viene coinvolto a partecipare a questo processo e si sente in prima persona artefice di questo processo di cambiamento, quindi a lui stesso vengono chiesti gli stimoli, gli spunti per come impostare un processo di educazione, probabilmente, o quasi sicuramente, poi si sente più motivato a dare dei risultati. Un altro aspetto che ho trovato molto importante, perché
questo processo diventasse, diciamo, avesse dei risultati, è quello dell'esempio, quello che veniva detto anche prima, cioè i maestri, ovvero i preposti, i capi, i dirigenti, eccetera, eccetera, costituiscono un punto di riferimento per l'individuo, per il soggetto che sta cercando di cambiare, di migliorare, eccetera, veramente importante, definitivo, decisivo, insomma, l'esempio quindi dei superiori, ma anche l'esempio di quelli che sono gli ambiti contigui, contestuali della persona. Cioè è inutile che si educhi l'esperto o l'addetto ai trasporti o l'addetto all'uso del corpo, se non è anche l'ambiente in cui si muovono questi educato in qualche modo. Quindi ci deve essere un'armonia un po' in tutto l'ambiente perché ci sia un progresso globale. Insomma, non si può pensare di migliorare il muscolo di un corpo se non si pensa a armonizzare tutti i muscoli del corpo perché poi il risultato sia efficace e efficiente. Insomma. Quindi ripeto, questo processo fatto di conoscenza, fatto di ricerca, prima interiore ma poi anche una ricerca che si traduce in creatività, in proposte, in suggerimenti, in correzioni da parte dell'individuo che è soggetto a questa educazione. E poi laboratorio, campus, laboratorio, quindi gruppi, partecipazione attiva delle persone nei gruppi che producono alla fine anche non necessariamente degli oggetti, delle cose, dei prodotti, ma magari che simulino delle soluzioni ideali per migliorare un po' l'ambiente, eccetera, eccetera. Così veramente ci si può aspettare che ci sia un ritorno dell'educazione e questo penso che si possa applicare anche nell'ambito civile della società e quindi quando si parla di appunto educazione, alla buona educazione, alla cura delle cose, alla cura del bene comune e al senso civico. Concludo dicendo che in questa parte qui di processo di consapevolezza del bene comune per me hanno un grande ruolo le istituzioni, in particolare quelle istituzioni pubbliche, private, associazioni, ovviamente scuola in primis, ma quello che ho detto fino adesso non si rivolge solamente ai ragazzi, ai giovani, eccetera, ma vale per tutte le età. Credo che a ogni età ci sia bisogno di riallenarsi a un'educazione civica, anche perché i contesti cambiano, le regole cambiano, eccetera. Quindi c'è rivolto un po' a tutti. Ecco. Quindi queste istituzioni che possono fare veramente qualcosa di diverso per dare un contributo all'educazione civica, perché sono quelle più vicine al cittadino, non ci sono intermediari, diciamo, sono più pronte a cogliere i bisogni, a sentire le proposte, ad ascoltare le esigenze di questo cittadino, a farne una sintesi e intervenire attraverso i mezzi che ci sono a disposizione nelle nostre comunità, quindi i comuni, le associazioni religiose, le associazioni civili, eccetera, per immettere dentro nelle attività che svolgono parte di queste fasi del processo che dicevo prima. Trasmettere delle conoscenze, sollevare e sollecitare una ricerca interiore, realizzare qualcosa, partecipare a realizzare qualcosa. Ovviamente favorendo le aggregazioni, non lavorando sui singoli individui, ma facendo in modo che si creino dei gruppi disomogenei possibilmente, quindi multidisciplinari, in cui ci siano gli apporti di conoscenze e competenze diverse, di uomini qualunque, no? Che finalmente si trovano ascoltati, coinvolti, partecipi. Ecco, credo che questo dia una risposta a quello che era un po' la preoccupazione espressa nel primo punto di questa indifferenza che permea tutta la nostra società e che alla fine si rompa attraverso questa voglia di partecipare perché c'è qualcuno che ha individuato forse il percorso più incisivo per il cuore e l'anima dell'uomo. Se posso
riassumere in una frase, c'è tanto lavoro da fare. Siamo già sudati, no? Cioè, con quello che ci è stato presentato. Vi ringrazio veramente. Vorrei che qualcosa del genere portasse a nuove energie operative veramente di intervento ciascuno nel proprio settore, come dicevo prima, senza appesantire tanto se stessi quanto diffondere la cosiddetta buona novella anche a chi c'è vicino. E chi c'è vicino in qualche modo, no? Riceve la scossa e forse può mandare avanti un segnale un pochino più concreto e che aiuti a trovare soluzioni nuove ed efficaci. Bene, grazie anche al pubblico.